fatto male? Prova Pharmamed, una linea di cerotti per tutte le esigenze, sigillati sopra e sotto. Lo apri in un attimo, lo metti, protegge e non lascia segni. Fatto male? Fatti bene. Pharmamed. Live Like You. Nuova Skoda Octavia, ibrida o a metano, tua da €179 al mese. Skoda, simply clever. Fini? Normali? Folti? Ellison Airfit, la collezione di accessori che cambia con le esigenze dei tuoi capelli. Per fissare, per creare, per avere cura, per te. E tu che capelli Airfit? Ellison ci tiene. Supino, dal 1976 abbiamo un solo obiettivo: arredare i tuoi spazi di lavoro con grande professionalità e in tempi ridotti. Per il tuo ufficio, negozio, magazzino, Supino, supino.it. Quando si parla di gas metano, meglio affidarsi a mani esperte. Mazzola e Bignardi. Un servizio puntuale con fatturazione sul reale consumo e assistenza specializzata dall'inizio alla fine della pratica. Chiamateci al numero verde 800 63 04 66. Mazzola e Bignardi, il gas del tuo territorio. Raccorderie Metalliche è leader nella produzione di sistemi a pressare per il settore idrotermo-sanitario civile, industriale e navale con oltre 50 anni di esperienza. I sistemi a pressare di Raccorderie Metalliche sono composti da raccordi, tubazioni ed attrezzature. Vieni a scoprire di più sul nostro sito raccorderiemetaliche.com. La prova, ci siamo. Benissimo, come dicevo, amanti del volley, buonasera qui dal Palasport di Cerese di Borgo Virgilio per la partita valida per la seconda giornata del campionato di Serie B maschile, girone C2. Come sapete, i gironi di pallavolo maschile sono stati divisi in due sottogironi. Fanno parte di questo sottogirone appunto il Gabbiano Top Team Volley Mantova e il Policura Lagaris Trento, che vediamo con maglie verdi e nere con croce gialla alla destra dei nostri teleschermi. Altre squadre di questo girone sarà il Cavaillon, il Miners di Trento, il Bolghere sempre di Trento e la Redo Tour Dual Caselle, provincia di Verona, affrontata nella prima giornata di questo campionato dal Gabbiano Top Team Mantova.
Arbitri di questa contesa saranno i signori Pasquali Fabio di Bologna, che abbiamo sul seggiolone come primo arbitro, e il signor Herman Filippo di Modena. La signora Mazzalini Cristina è il segnapunti della partita. Vediamo intanto i sestetti in campo. In cabina di regia col numero 6 Stelli Giulio, opposto Bigarelli Luca col numero 9, al centro Zanini col numero 15 che dà subito il cambio al libero col numero 2 Catellani Luca, altro centrale Flavio Amua col numero 4, in posto 4 col numero 15, col numero 16 scusate, Edoardo Gola, e col numero 14, con il numero 11 scusate, Cordani Tommaso. Purtroppo siamo un po' in piccionaia, perciò i numeri a volte si fanno fatica a distinguere. Peggio per quelli di Trento, perché davanti veramente è quasi impossibile. Vi presenteremo man mano che vedremo all'opera. Intanto al servizio Lagaris, battuta in salto flot, ricezione approssimativa di Cordani e la palla può essere solo rimessa in baga nel campo avversario. Può ricostruire bene il Lagaris con un buon primo tempo, tenuto da Catellani, poi forte Cordani sulle mani del muro. Niente da fare per il centrale col numero 9 Ferrari Calcinato Matteo, classe 99, squadra giovanissima quella della Lagaris, il più vecchio è un classe 98, abbiamo visto dal tavolato che ci ha appena dato, molto giovani fino al 2004. Intanto Bigarelli al servizio con battuta al salto, costringe a correre al palleggiatore avversario. Ottimo comunque l'attacco da posto 4 per intanto il Calcinato con numero 9 al servizio, battuta in salto flot, bene la ricezione, smistamento per Bigarelli dalla seconda linea che trova una facile conclusione con solo il numero 13 a muro, Frizzera Giovanni, o Frizzera Giovanni, uno schiacciatore di classe 99. Matteo Cordani a servizio dalla riga dei 9 metri, la sua sarà una battuta spin, pesta però la riga dei 9 metri e viene subito sanzionato l'errore del primo arbitro. Due pari in questo inizio di primo set. Ancora una battuta salto flot, ricezione non perfetta, Edoardo Gola al posto 4, poi buono il muro del nostro palleggiatore di Amoa e poi ci pensa Bigarelli a chiudere lo scambio con un altro attacco dalla seconda linea. Niente da fare per la difesa del Rovereto. Al servizio si appresta Flavio Amoa, che ricordiamo l'anno scorso già presente nelle file del Gabbiano Top Team come opposto. Quest'anno Gianna Guaresi, l'allenatore di lungo corso della squadra mantovana, ha cambiato ruolo al forte attaccante, fuori di pochissimo intanto la battuta, dicevo, questo forte attaccante di scuola Cuneo, ha fatto giovanile nelle file di Cuneo, poi esperienza a Lago Negro in A2, poi a Cuneo in A2 e poi questa appunto è la seconda stagione a Mantova. Potente l'attacco di Gola, costringe il muro a un'invasione per cercare di stoppare l'attacco del giovane atleta mantovano, che ricordiamo essere un classe 93,
8-9. Bene Cordani in difesa, Zanini alza per Gola, vediamo se dà palla toccata al muro, non è di questo avviso l'arbitro, palla comunque era decisamente out. Ci sembra Frizzera al servizio. Salto flot, palla per Bigarelli che attacca da posto 4, ci arriva la difesa di Idroverretto, può ricostruire, bene, Golak prova con una palla piazzata ma non ha fortuna, appoggia Bigarelli nel campo avversario, può attaccare col numero 5 con una palla spinta in banda, ancora Gola, ben smarcato da Giulio Sasdelli. Trova muro 1 e mette a terra la palla, il posto 4 Mantovano, figlio d'arte, ricordiamo che il papà Riccardo ha calcato i palazzetti di Mantova, Cerese e Carpenedolo, Edoardo cresce nei giovanili qui della Polisportiva Virgilio, è il suo quinto anno in maglia top team. Un salto spin, cerca la riga di fondo campo, la sbaglia per non più di 20 centimetri. Vediamo Bordocampo esternare le proprie perplessità con Sguaresi. È il palleggiatore della squadra trentina al servizio. Ricordiamo che la squadra trentina ha qualche assenza. Intanto Gola dalla seconda linea trova questa volta invece con l'attacco dalla riga dei 3 metri il campo per il 6-5 per la squadra locale. Dicevamo che la squadra trentina ha un paio di assenze, un palleggiatore e soprattutto un centrale titolare, Targa Lorenzo, mentre Antoniazzi, Mercer e Fiorentini, anche loro non sono disponibili della partita. Intanto una ricezione sbagliata del numero 6 porta il doppio vantaggio per la squadra, per il libero, scusate, Ferrari Lorenzo, classe 98, uno degli anziani del gruppo. Porta il doppio vantaggio, diciamo, per la squadra mantovana. Ancora Zanini in salto flot. Questa volta è buona la ricezione trentina, un buon primo tempo e lungo l'attacco di Ferrari. No, di Calcinadir. Matteo, numero 9. Zanini, ancora sull'8-5. Buona ricezione, buono l'attacco, il muro ribatte out l'attacco dell'opposto del Lagaris. Bene la ricezione di Gola, primo tempo fintato da Moa che permette a Cordani di attaccare col muro che arriva in leggero ritardo perché con ricezione perfetta il centrale si era tardato un attimo per vedere le intenzioni di Sasdelli, ma intanto apprezziamo il lavoro dei dirigenti a bordo campo della squadra mantovana che quando il pallone esce dall'area di competenza provvedono a sanificare l'attrezzo e viene cambiati appunto i 2 palloni a disposizione per la gara. Intanto viene rallentata dal nastro l'attacco di Bigarelli e purtroppo la bella difesa del libero mantovano è vanificata da un errore a muro. Sasdelli tocca la rete, prontamente sanzionato dal secondo arbitro, niente da fare per Catellani che aveva fatto un'ottima difesa. 7-9. Gola riceve in palleggio, costringe un'alzata in bagger, arriva la difesa trentina, ricostruisce con un buon money out, ma è attento gol in difesa, Catellani per Bigarelli, palla che va a filo, Moa una mano tiene vivo il pallone, Cordani può contrattaccare, buono ancora l'appoggio da Moa, vediamo se viene servito il primo tempo, no, Bigarelli bomba e niente da fare per il palleggiatore
Trentino. Ricordiamo, giovanissimo anche lui, classe 99. Cordani a servizio. Questa volta la sua bomba va a segno, niente da fare per il libero. Palla che tocca il soffitto, azione interrotta per l'11-7. Perciò ancora Cordani dalla riga dei 9 metri. Questa volta è buona la ricezione della Garis, è buono anche il muro però della squadra di Mantova, in particolare con Edoardo Gola, comunque viene affiancato anche da Moa. Allora il tecnico Gagliardi Francesco chiama il suo primo time out per interrompere questa striscia negativa sul punteggio di 12-7. Ricordiamo appunto Gagliardi Francesco in panchina per la squadra della Garis, aiutato da Fiorentini Stefano, dirigente, e dà una mano anche dal punto di vista tecnico la gestione della squadra. Mentre sulla panchina di Mantova, l'inossidabile Guaresi, arriva bene Gian Antonio, Giana per tutti quelli dell'ambito pallavolistico. Allenatore storico, ricordiamo la sua prima stagione nel 99-2000, da loro pochissimi gli anni di assenza dovuti soprattutto a motivi di lavoro che non potevano conciliare l'impegno che aumentava soprattutto quando le abbiano giocato in A2, perciò sono stati comunque pochissimi gli anni. Secondo allenatore dalla seconda stagione, Tognazzoni Carlo Alberto, protagonista in campo per moltissimi anni. Intanto Cordani continua a tambureggiare dalla riga dei 9 metri, ancora Gola che tocca bene a muro, e poi Cordani dalla seconda linea chiude il discorso sul 13-7. Dicevamo, dopo molte stagioni protagonisti in campo, di cui 9 in A2, 1 in A1, 12 in Serie B, e dopo aver allenato, fatto un po' di gavetta con la Serie D della Polisportiva, dalla sua stagione è il vice allenatore pronto a carpire i segreti. Cordani 13-7. Palla vicinissima alla riga, ma non è di questo avviso l'arbitro. 13-8. E Amua che mette a segno un bel primo tempo, intanto anche il secondo arbitro comunque aveva fischiato fallo di invasione. Fa segno con la maglietta, era toccato la rete, si è leggermente sbilanciato con un salto molto vicino. Amua al servizio, salto flot. Il libero fa una accezione abbondante, Gola a contrasto col palleggiatore, bene Bigarelli in difesa e il solito Cordani che mette d'accordo tutti. Un attacco da posto 6 per il 15-8. Intanto ancora qualche attimo per recuperare il pallone che era uscito, pronto a essere sanificati. E Amua dalla riga dei 9 metri, stavolta in salto rotato, è in la palla. Ha un attimino preso di sprovvista la seconda linea trentina, che si era regolata sulla battuta salto flot precedente. Si è fatta trovare leggermente in avanti per questa battuta lunga che è finita una ventina di centimetri dalla riga di fondo campo. Questa volta ancora salto flot, e anche questa volta la difesa va in tilt
Il numero 13 si fa trovare impreparato, in spostamento tra l'altro, perciò subisce questa ricezione. Comunque da apprezzare la varietà dei colpi di Amoua dalla riga dei 9 metri, battuta salto float, battuta rotata molto potente e ancora un salto float che ha messo in difficoltà la ricezione della Garis. Ricordiamo, squadra giovanissima. Giocatori già in campo nonostante il fischio dell'arbitro che arriva in questo istante. E Amoua per il suo quarto servizio. Ancora di potenza, questa volta è buona la ricezione di Trento e poi anche l'attacco del suo giovane opposto col numero 2 Montermini Luca, classe 2004. Salto a float ben tenuto da Cordani, in ricezione in palleggio. Poi il primo tempo appena accennato di Zanini e facile preda alla difesa trentina. Smistamento del gioco porta all'attacco di posto 4 di Gola e poi l'ennesimo attacco dalla zona, da zona 6 è out. E questo porta a servizio Giulio Sasdelli con un assalto float. Primo tempo tenuto a muro, ci prova con una mano a tenere vivo il pallone il palleggiatore di Rovereto, niente da fare, 19-9. Dicevamo di Sasdelli, romagnolo, confermato per la seconda stagione a Mantova, precedenti esperienze in Serie B, alla 4 Torri Ferrare a Forlì. E intanto c'è un cambio, un doppio cambio, entra col numero 14 il secondo palleggiatore, anche lui classe 2004, in prima linea l'altro posto col numero 18 Zambelli Thomas, classe 99. 14 Zanettin Christian, scusate. Pronto il servizio Sasdelli sul 19-9. Battuta in salto float ricevuta facilmente in palleggio e con numero 5 si fa subito trovare pronto da posto 4 per i polli Gabriel, classe 99. Pronto al servizio. Salto float, bene ricevuto da Gola. Primo tempo di Zanini che questa volta la bussa. Ottimo attacco primo tempo, buona la torsione verso posto 1 e si appresta a fare, vediamo che Moresi sta dando indicazioni per un ingresso di un altro atleta. Intanto Gola sul 20-10 pronto a scagliare il suo attacco. Brutto il lancio del pallone, ne consegue una battuta che finisce in rete per l'11° punto. Viene mantenuto il nuovo assetto da parte dell'allenatore di Trento, perciò il nuovo posto è entrato in campo, ha effettuato questo servizio, niente da fare. Ed ecco il cambio che avevamo accennato, è pronto a entrare Mann per Amoua in prima linea. Andrei Mann, rumeno di nascita ma pallavolisticamente italianissimo. Tanto Zanini
un ottimo servizio in salto flot che si spegne sulla rete, la palla sviene nel campo avversario, niente da fare per la squadra di Rovereto che commette un fallo di accompagnata cercando di tenere vivo il pallone. Dicevamo man italianissimo, scuola Asola, una delle scuole giovanili più fiorenti qui della nostra provincia. E intanto col numero 5 riesce a ottenere il cambio palla e il punto per i Polli Gabriel, e 12-22. Buona la battuta in salto, ma è ottima la risposta del libero e anche la ricostruzione di Giulio Sasdelli per Edoardo Gola. E intanto si appresta anche a fare prima un doppio cambio. Entrano Peslak in prima linea e Pedroni in seconda, perciò Sasdelli lascia il posto a Peslak in prima linea e Bigarelli a Pedroni che si appresta appunto alla battuta. Matteo Pedroni, originario di Guastalla, ma cresce qui nella Polisportiva Virgilio, la sua seconda stagione nella maglia Gabbiano, con esperienza anche nell'Under 18 e B1 di Verona. Frizzera Giovanni ha ottenuto il cambio palla per Rovereto. Vediamo. Niente da fare per il centrale col numero 9 al servizio, la sua palla si ferma sull'asta e permette a Cordani di andare al suo terzo turno di servizio. Ricordiamo che nel turno precedente ha fatto molto male alla ricezione trentina, questa volta invece riescono a uscire subito da questa posizione. Un buon attacco da posto 4 sempre di Frizzera. Ricezione in palleggio, Man può solo buttare il pallone nel campo avversario spingendo il pallone ed è molto buono l'attacco di seconda linea del numero 5 per i Polli Gabriel, che annulla così il secondo set ball per la squadra mantovana. Un po' di confusione in ricezione file mantovane, Cordani può solo che buttare il pallone nel campo avversario e ancora il numero 13 da posto 4 a portare a casa il punto numero 16. Sempre Zanettini, il palleggiatore al servizio. Suo salto flot nelle zone di conflitto, come in questo caso, ha dovuto spostarsi molto e ci pensa Peslak, che ancora non avevamo presentato, ma avremo occasione di farlo più avanti. Zoran Peslak, anche lui quest'anno al secondo anno, ma poi ha già avuto esperienze qui nel top team e ci apprestiamo a vedere qualche numero per vedere di commentare i numeri di questo primo set. Manda pure. Fatto male? Prova Farmamed, una linea di cerotti per tutte le esigenze, sigillati sopra e sotto. Lo apri in un attimo, lo metti, protegge e non lascia segni. Fatto male? Fatti bene. Farmamed. Live Like You. Nuova Skoda Octavia, ibrida o a metano, tua da €179 al mese. Skoda, Simply Clever.
Fini? Normali? Folti? Ellison Airfit, la collezione di accessori che cambia con le esigenze dei tuoi capelli. Per fissare, per creare, per avere cura, per te. E tu che capelli Airfit? Ellison ci tiene. Supino. Dal 1976 abbiamo un solo obiettivo: arredare i tuoi spazi di lavoro con grande professionalità e in tempi ridotti. Per il tuo ufficio, negozio, magazzino, Supino, supino.it. Quando si parla di gas metano, meglio affidarsi a mani esperte. Mazzola e Bignardi. Un servizio puntuale con fatturazione sul reale consumo e assistenza specializzata dall'inizio alla fine della pratica. Chiamateci al numero verde 800 63 04 66. Mazzola e Bignardi, il gas del tuo territorio. Raccorderie Metalliche è leader nella produzione di sistemi a pressare per il settore idrotermo-sanitario civile, industriale e navale con oltre 50 anni di esperienza. I sistemi a pressare di Raccorderie Metalliche sono composti da raccordi, tubazioni ed attrezzature. Vieni a scoprire di più sul nostro sito raccorderiemetaliche.com. Dicevamo, diamo un'occhiata ai numeri di questo primo set che vede come top scorer tra le file mantovane con 5 punti Edoardo Gola e Tommaso Cordani, con 4 Zanini Matteo, con 3 Luca Bigarelli e Flavio Amua e un punto per Zoran Peslak. Dalla Policura Lagaris invece sono 5 i punti di Frizzera Giovanni e di Peripolli Gabriel sono 4, Montermini Luca un punto. 10 attacchi vincenti sui 24 per Lagaris contro i 15 su 27 per Gabbiano, è la grossa differenza. Gabbiano poi mette a segno anche 2 muri punto contro gli 0 della squadra trentina. Ricezione praticamente identica, a parte 4 come percentuali di positività, peccato per i 4 errori secchi subiti dalla squadra trentina. E punto 4 gli ace, con 5 errori in battuta per Mantova, 0 ace e 1 errore per la squadra trentina. Viene confermato Mann in campo all'inizio di questo secondo set e c'è anche un'altra novità. Vediamo in campo Squarzoni col numero 12. Squarzoni Pietro, veronese, classe 98, cresciuto nel giovanile del Verona, un paio di stagioni ha disputato con la squadra in Serie B come Sandonà e Motta di Livenza, questa è la sua seconda appunto stagione qui a Mantova. Zanini. Buono il suo salto flotte, buono l'attacco, attento Zanini in difesa, un pallone non preciso per i trentini e poi ci pensa Cordani altissimo a giocare sulle mani del muro e a conquistare il suo primo punto. Dicevamo di Zanini Matteo, anche lui veronese, di Lazzise per l'esattezza, anche lui di Scuola Verona, ha fatto anche un paio di stagioni nelle file della squadra di A1. Ortona in A2, Motta di Livenza prima in B e poi promosso in A3, sono nel suo curriculum. Intanto possiamo apprezzare un inizio di difesa di Sasdelli, ci ha provato Bigarelli fino all'ultimo, niente da fare. Buona battuta in salto flot, subito Squarzoni presente prima in ricezione e poi in difesa.
Adesso Bigarelli ci prova dalla seconda linea, attenta alla difesa trentina, pronto all'attacco, un buon lungolinea. Buone lungolinea del numero 13, che ricordavamo è stato uno dei migliori nella sua squadra anche nel set precedente. Non mi sembra che ci siano stati dei cambi nelle file trentine. In difficoltà Squarzoni su questa bella battuta. Cordani può solo inviare il pallone in campo avversario in bagger. Si prova il libero Mantovano, la palla però passa sotto la rete e per la prima volta in vantaggio di 2 punti la squadra trentina, 3-1. Palla alta per Bigarelli, trova una buona diagonale, niente da fare per il palleggiatore Zanettin in difesa. Allora Bigarelli può andare al servizio sui 2-3. È stato Edoardo Gol a lasciare il posto a Squarzoni in questo secondo set. È abbondante la ricezione di Lagaris, ne approfitta subito dal centro man. Era potente il servizio di Bigarelli, perciò mezzo punto per il nostro posto. Stavolta il nastro rallenta un po' la corsa del pallone attaccato a Bigarelli. Cattellani ci prova con un'alzata che però finisce fuori asta. Non riesce il miracolo a Cordani. E allora gli ospiti tornano in vantaggio sul 4-3. Col giovane palleggiatore pronto per la sua battuta in salto flot. Il nastro allenta, è attento però Squarzoni e poi ci pensa l'attacco mantovano a chiudere il punto con Bigarelli. 4 pari, Cordani al servizio. Sfrutta tutti gli 8 secondi a disposizione per centrare l'angolino di posto 1. Ottimo il servizio di Cordani, niente da fare per il numero 6, per il libero trentino. Tommaso Cordani al servizio, confermatissimo. Intanto c'è un errore del giovane opposto trentino, permette a Mantova di tornare avanti 2 punti, 6-4. Dicevamo Tommaso Cordani è piacentino d'origine, ma ha già centrato più volte la promozione dalla B alla A2 con le maglie di Campegine e di Modena, attivo anche un paio di anni in A1 a Piacenza ed è stato confermatissimo dopo l'ottimo parziale di stagione passata. E ancora la sua battuta a fare male. Battuta potente che il numero 5 non riesce ad ammortizzare, prova a spezzare il ritmo dell'attacco dai 9 metri di Cordani, l'allenatore della squadra del Lagaris. Vediamo anche Guarresi dare indicazioni ai suoi ragazzi. Vediamo se ci saranno degli altri vicendamenti, visto che vediamo anche soprattutto Peslak intento nel riscaldamento.
Dicevamo quest'anno uno dei pochi volti nuovi è il libero Luca Catellani, nato a Correggio, lunghissima militanza in Serie B, le ultime 2 stagioni a Mirandola, ha disputato anche 2 anni in A1 nelle file di Modena e una in A2 a Reggio Emilia, classe 91. È un money out che però viene fischiata la toccata con la palla che mentre stava ricadendo. L'arbitro sta spiegando che appunto dopo aver vinto, diciamo, all'inizio il contrasto con buon money out, la palla poi secondo l'arbitro ha toccato il palleggiatore trentino. Allora 8-4 per Mantova, con Cordani che continua a picchiare. Non è ben posizionato il libero trentino, la palla scappa via verso il tavolo dei segnapunti. 9-4. Anche nel primo set c'è stato un bel break di Cordani al suo secondo turno di servizio. Col primo aveva subito pestato la riga, ma nel suo secondo turno di servizio ha fatto male alla ricezione trentina. Tiene in questo caso per andare poi a attaccare dal posto 4, seconda linea per Cordani, ci arriva Sasdelli in copertura, buca il muro, bravo Bigarelli in difesa, ancora col numero 12 in attacco e trova finalmente il punto dopo aver fatto un bellissimo attacco Squarzoni. La difesa trentina era stata attenta, niente da fare invece sul suo secondo tentativo. E allora ancora Cordani. Al filo, non pesta proprio per un pochissimo. La palla poi tocca il nastro, si spegne nel campo avversario. Con tutta la ricezione schierata lunghissima, non c'è stato niente da fare. Ritroviamo Cordani a picchiare sull'11-4. Questa volta il libero riesce a tenere, alzati in bagger e poi giocando sulle mani del muro riescono finalmente a ottenere il cambio palla con il suo capitano col numero 13 Frizzera Giovanni, che si presta anche a servizio. Bene Cordani in ricezione, Bigarelli dai 9 metri chiude subito lo scambio. Il nuovo volto della squadra di quest'anno è appunto Luca Bigarelli, atleta di categoria superiore con militanza in A2 alla Mezia Terme a Taviano. Lo scorso intanto Mana stavolta tira a lungo il servizio, dicevamo di Bigarelli, ha provato a dedicarsi maggiormente al beach volley lo scorso anno prendendo un impegno minore indoor, giocava a Sassuolo in Serie C. 197 cm per questo postone di Correggio, classe 91. Bene Squarzoni, bravissimo Sasdelli a una mano, tiene lì un bellissimo pallone che poi Zanini deposita nel campo avversario di giustezza, palla spinta in zona 4. Ottima azione della squadra mantovana col suo palleggiatore pronto al servizio. Ottimo la risposta della squadra del Lagaris col posto 4 il numero 5 Tripolli. A servizio il palleggiatore. Out, è lunga di pur di poco, molto bella comunque la sua battuta, molto tesa. Avrebbe messo senz'altro in difficoltà la ricezione mantovana che però ha optato per lasciarla andare. Palla è uscita di pochissimo.
Squarzoni. Il libero tiene molto bene in ricezione, poi è il muro di Cordani che mette in ambascia la difesa trentina, che subito è riuscito a tenere via il pallone, però purtroppo uno scontro tra il palleggiatore e il libero che era ancora per terra dopo la difesa effettuata. L'arbitro ha sanzionato un fallo di doppia e questo permette a Squarzoni di riprovarci. Tenuta buona la ricezione, tiene bene Sasdelli in difesa, palla alta per Bigarelli, questa volta arriva arrivano a triplicare il muro, però la palla si infila tra il muro e la rete. Punto per Mantova, punto ancora per Bigarelli che incrementa il suo bottino. Potente tiene in qualche modo la ricezione di Trento, poi Sasdelli appoggia per Zanini, palla brutta che in due tempi Bigarelli riesce a gestire. Bene Squarzoni in difesa che si propone poi in seconda linea, ma la palla, c'è stato un po' di incompressione, la palla era troppo dentro per l'attacco mantovano. E allora ci pensa Trento, scusate, Rovereto col numero 2 ad ottenere col suo posto a ottenere il cambio palla e il punto logicamente. 16-8 per la squadra mantovana in questo secondo set. Ricordiamo che la Garis la prima partita non l'ha disputata per dei sospetti casi di Covid che erano da analizzare, intanto è out l'attacco di Cordani che erano da analizzare, perciò che poi è risultato uno solo per fortuna per la squadra trentina. Giocatore interessato, però non ha disputato la prima punto di campionato, mentre il derby trentino tra i Miners e il Bolgheri ha visto prevalere la squadra del Bolgheri per 3-0. Gli altri incontri di questo weekend sono Cavaillon Miners e Bolgheri contro Caselle. Si prova a forzare in battuta per scardinare un po' la ricezione mantovana, ma con non troppa fortuna. Palla esce Zanini e servizio. Ricezione del libero in palleggio, palla in banda, poi va su bene Bigarelli, ne approfitta di questa palla molto a filo e chiude con un ottimo muro. Stoppa le ambizioni di Frizzera. E allora Zanini il suo secondo servizio. Buona ricezione, palla veloce dietro, Zanini si fa trovare pronto in difesa, Bigarelli con una palletta sulle mani del muro che mettono fuori causa il libero che era arrivato sotto per la copertura. Ottima il cambio di marcia di Bigarelli che è riuscito a imprimere una traiettoria strana al pallone e a mettere fuori causa, appunto come dicevamo, la difesa trentina. 19-10. Precisa la ricezione, attacco dalla seconda linea del numero 5 e ottiene il punto dell'11-19. Ricordiamo che la settimana prossima il Gabbiano sarà ospite dei Miners in quel di Cognola di Trento. Ottimo Cordani, bellissima palla in parallela e ottiene il 20-11. Allora doppio cambio come ne abbiamo visto nel primo set, dentro Peslak
per Sasdelli in prima linea e Pedroni per Bigarelli in seconda, pronto al servizio. Mentre le altre partite il Lagaris aspetterà il Caselle e il Bolgare il Cavaillon. È sempre il numero 5 più produttivo per la sua squadra. Ottimo questo attacco dalla seconda linea, anche se molto spostato verso zona 4. Trova un'ottima diagonale, una buona potenza per il 12-20. L'opposto della squadra trentina pronto al servizio. Si fa trovare pronto Squarzoni e poi Pesla che buca il muro e la palla muore dentro appena fuori dai 3 metri, niente da fare per la difesa. Ottima palla alta di Zoran Peslak. Ricordiamo anche l'altra metà del nostro girone, il girone C appunto diciamo che è stato sdoppiato in 2 sottogironi per poter giocare più in prossimità, dove disputa il campionato la squadra di Viadana. Intanto la difesa è stata vanificata da un tocco al soffitto, nonostante il tentativo di Pedroni. C'è stato appunto la novità del ritiro di una da squadra, non fa più parte, intanto un cambio, esce col numero 13 il capitano e entra il numero 17, Miorelli Samuele, schiacciatore classe 2001. Il Casal Pusterlengo infatti ha annunciato il ritiro e oggi doveva giocare con Viadana, perciò Viadana affronta un turno di riposo, come tutte le squadre di questo girone dovranno affrontare. Oltre appunto a Viadana e a Casal Pusterlengo che si è ritirata, nel girone fanno parte il Valtrompia di Bovezzo, Crema, Scanzorosciate e Grassobio. Dopo questi primi 2 mini gironi, le prime 3 di ogni girone tutte insieme faranno un girone dove si verrà affrontate, solo le squadre dell'altro girone in partite di sola andata, con una griglia che è già stata predisposta in base ai piazzamenti ottenuti in questo primo mini girone, perciò solo in questa fase ci saranno partite di andata e ritorno. Nella seconda fase una partita sola, in base ai punti di piazzamenti e alla griglia che è già stata predisposta dalla federazione. Le squadre disputeranno la partita o in casa o in trasferta, 3 partite in casa e 3 in trasferta contro appunto le 6 dell'altro girone. Intanto la battuta di Manna è stata molto produttiva. E ha portato al primo set ball di questo secondo set. E un ace, la battuta in mano, una battuta molto strana ma molto efficace. 25-13 il parziale di questo secondo set, ci sentiamo fra pochi minuti. Fatto male? Prova Farmamed, una linea di cerotti per tutte le esigenze, sigillati sopra e sotto. Lo apri in un attimo, lo metti, protegge e non lascia segni. Fatto male? Fatti bene. Farmamed. Live Like You. Nuova Skoda Octavia, ibrida o a metano, tua da €179 al mese. Skoda, Simply Clever. Fini? Normali? Folti? Ellison Airfit, la collezione di accessori che cambia con le esigenze dei tuoi capelli. Per fissare, per creare, per avere cura, per te. E tu che capelli Airfit? Ellison ci tiene. Supino. Dal 1976 abbiamo un solo obiettivo:
Arredare i tuoi spazi di lavoro con grande professionalità e in tempi ridotti. Per il tuo ufficio, negozio, magazzino, Supino, supino.it. Quando si parla di gas metano, meglio affidarsi a mani esperte, Mazzola e Bignardi. Un servizio puntuale con fatturazione sul reale consumo e assistenza specializzata dall'inizio alla fine della pratica. Chiamateci al numero verde 863 04 66. Mazzola e Bignardi, il gas del tuo territorio. Raccorderie Metalliche è leader nella produzione di sistemi a pressare per il settore idrotermo-sanitario civile, industriale e navale con oltre 50 anni di esperienza. I sistemi a pressare di Raccorderie Metalliche sono composti da raccordi, tubazioni ed attrezzature. Vieni a scoprire di più sul nostro sito raccorderiemetalliche.com. Siamo tornati qui in diretta dal palazzetto di Cerese di Borgo Virgilio per l'inizio di questo terzo set, primi due set finiti abbastanza agevolmente per la squadra del Gabbiano in bolla in Mantova, con i parziali di 5-16 e 25-13. Nel particolare in questo secondo set vediamo 6 punti di Vigarelli, 3 di Mann, 6 di Cordani, 1 di Squarzoni che è entrato al posto di Gola e 2 di Zanini e 2 di Peslak. Lui è autore insieme a Pedroni del doppio cambio che ha caratterizzato le due fine dei set. Per il Pura Lagaris sono 2 per Montermini, 3 per Peripolli e 5 per Frizzera, che si conferma il più produttivo dei suoi dopo appunto altri 5 punti anche nel primo set. Un muro per Mantova contro i due che ha fatto, oltre i 2 che ha fatto nel primo set, rimane a 0 la casella dei muri fatti per il Lagaris. 5 le ricezioni subite, perciò 5 gli ace per il Gabbiano Mantova e un errore, 2 errori, 0 ace per la squadra trentina. Che va ora al servizio. Buona ricezione di Cordani, che poi va a attaccare sopra il muro. La palla scende poco prima della riga dei 9 metri. Intanto vediamo che è stato confermato in campo col numero 16, col numero 18 Zambelli Thomas e il secondo posto. E anche Zanettin Christian era già presente come palleggiatore. Picchia forte Bigarelli dai 9 metri, il tentativo di pallonetto del numero 17 si ferma sull'asta. Niente da fare per Miorelli Samuele, anche lui è entrato in questo set. Anche il libero non è più il numero 6, dopo andremo a vedere meglio il numero di maglia, perciò un cambio radicale nella squadra trentina. È il numero 7. Luca Cazzola, classe 2001. Che però nulla può sulla battuta potente di Luca Bigarelli. Per Mantova ha confermato Squarzoni in posto 4 il posto di gol, intanto c'è l'errore di Bigarelli che ancora non ha ritrovato la sua migliore condizione, è stato fermo un paio di settimane in dicembre e questo ha interrotto un attimino la sua crescita fisica, diciamo così, la preparazione che è iniziata i primi di settembre per la squadra mantovana. Squarzoni subisce una ricezione, una palla tesa
si irrigidisce con il bugger, palla schizza via e allora anche in questo set la gara prova all'inizio a mettere il naso avanti, siamo 3-2. Bene Cattellani in ricezione, Mann primo tempo, ben servito da Sasdelli, palla lunga. Mi sono sbagliato col punteggio, chiedo scusa, eravamo 3-2 per la squadra di Mantova, adesso 4-2 con Cordani a servizio. Vediamo se continuerà a far male come ha fatto nei primi 2 set dalla riga dei 9 metri. La battuta è potente, la ricezione sui 4 metri, palla alta per il numero 17, Cordani tiene in difesa, palla per Bigarelli. Buono al suo attacco da seconda linea, niente da fare per il giovane libero che dicevamo è subentrato in questo set per fare un po' di esperienza. 5-2. Un'altra novità, vediamo al centro della rete Deganello, centrale, classe 99 col numero 8. Può solo buttare nel campo avversario in bagare col terzo tocco. Squarzoni prova a cercare l'angolo lungo di zona 5 passando sopra il muro, la palla esce e allora accorcia le distanze il Lagaris. 3-5 con Tommaso Tommy Zambelli al servizio. Salto flot tenuta da Squarzoni, palla smistata dietro per Bigarelli, ci prova il libero col numero 6 che era rientrato per la fase difensiva. Niente da fare, ritorna il numero 7 per la ricezione. E Mann a servizio, ricordiamo che ha chiuso con 2 ottimi servizi il set precedente. Intanto stecca il primo tempo il neoentrato Ferrari, no scusate, il numero 8 è Deganello, avevamo detto, sfiora il pallone. Mann interviene in ricezione in palleggio 2 mani nel campo avversario, poi Cordani che si fa largo, ha spostato letteralmente Mann per trovare la strada per arrivare a schiacciare. E Mann ancora a servizio sull'8-3. Cerca l'angolo di zona 5, intanto con un palleggio di di secondo tocco il numero 15 riesce a beffare il muro di Squarzoni e Giovannini Nicola. Bene Cordani in ricezione, ottimo l'intesa tra palleggiatore centrale. Matteo piazza un bel colpo lungo e porta a casa il punto numero 4 e permette a Giulio Sasdelli di andare dalla riga dei 9 metri. Battuta salto flot che si spegne però in rete, poco incisiva in questo frangente. Deganello al servizio. È molto abbondante il suo salto flot. Squarzoni.
Potente e preciso invece la sua battuta, e però si sbilancia Bigarelli nella sua azione di muro, tocca la rete, azione intanto fermata dal secondo arbitro con la segnalazione appunto di invasione. 6-10. Tanto vediamo di presentare anche gli altri attori del Gabbiano Top Team Mantova che ancora non abbiamo visto all'opera. Abbiamo Lorenzi Christian, classe 94, schiacciatore di 182 cm, la sua quarta stagione in maglia bianco-azzurra. Ottima alternativa per i posti 4 e anche per la seconda linea. E sempre per i polli a togliere le castagne dal fuoco per la squadra del Lagaris. Poi abbiamo Viviani Nicolò e il secondo libero mantovano, classe 2004, anche lui proveniente dai giovanili polisportivi Virgilio, la sua seconda stagione qui al Gabbiano Top Team Mantova. E intanto si ferma sul nastro l'attacco dai 9 metri. E per concludere il capitano Nicola Artoni, centralone, classe 89, un numero su tutti, è il 9º anno con la maglia del Top Team, prima Top Team e ora Gabbiano Top Team Mantova da un paio di stagioni. Chiude troppo il colpo il giovane opposto trentino e consegna il punto numero 13 alla squadra mantovana. E allora ancora Bigarelli al servizio. È buono il suo servizio, è buona anche la risposta in ricezione, non altrettanto l'attacco da posto 4 di Miorelli. Palla finisce abbondantemente sopra le mani del muro e out. E intanto subito un cambio, Peslak per Cordani, è un mezzo doppio cambio, intanto approfitta ancora dell'ottima vena al servizio di Bigarelli, coach Guaresi, intanto comunque rinsalda il muro con un giocatore d'esperienza come Peslak. Questa volta il libero si va a trovare pronto, buono il primo tempo, Bigarelli in bagger per Cordani, palla alta, giocata sulle mani del muro, è troppo sotto, Squarzoni in copertura, la palla lo scavalca, niente da fare e l'azione finisce e siamo 14-8 e intanto si conclude il doppio cambio con l'ingresso di Pedroni per Bigarelli. Bene Squarzoni in ricezione in palleggio e Pedroni subito innesca man per un ottimo primo tempo girato verso zona 1. Potente l'attacco del giocatore italo-rumeno. Cordani. Vediamo se allenterà la pressione dei suoi servizi sulla squadra avversaria o se continuerà. Però risponde bene la difesa. Pedroni anche lui in difesa si fa trovare pronto, prima in difesa e poi in copertura. Allora andiamo su Squarzoni a posto 4, palla che può essere solo inviata in palleggio nel campo avversario. Adesso attacco di Squarzoni a posto 4, alzata del libero e poi il muro di Peslak che chiude la strada a Miorelli. Ci ha provato a sfondare il muro questa classe 2001, niente da fare, troppo solide le mani di Peslak e di Mann per concedere il punto appunto al giovane trentino.
nonostante il tifo ormai prodotto dalla panchina mantovana. Cordani, la battuta potente di Cordani è out. Diciamo, il tifo ormai prodotto solo dalle panchine, perché non è ammesso pubblico. Sono 4-5 gli accompagnatori, i dirigenti accompagnatori per ogni squadra presenti al palazzetto. E intanto Peslak con muro 1 si presenta con un ottimo pallonetto che mette fuori causa la difesa trentina. Mano al servizio, 17-9 questo terzo set. Precisa ricezione, ci prova di seconda intenzione il numero 15, poi l'arbitro rileva un'invasione a squarzoni, ma non è d'accordo il giocatore, ma sul punteggio di 2-0, 17-10 la protesta non viene nemmeno accennata. Probabilmente è stata la palla spinta dal palleggiatore trentino sulle mani di Squarzoni a toccare la rete. Non è preciso Miorelli nemmeno il servizio, il lancio è un po' troppo lungo e la palla finisce in rete. Ci prova Peslak allora a vedere di incrementare il bottino della squadra mantovana. Potente in lungolinea, bravo il numero 5 che poi si ripresenta con una palla spinta. Bravo Pedroni per Cordani che chiude il punto. Apprezzabile l'impegno della squadra mantovana, anche avanti di molte lunghezze, una partita molto semplice fino a questo momento, però vediamo di apprezzare l'impegno in difesa e in copertura dei giocatori. E Peslak ancora a cercare di trovare il punto dalla riga dei 9 metri e lo trova con una cannonata che colpisce Miorelli per il 20-10. Partita segnata soprattutto dai lunghi break fatti dalla battuta mantovana. Ricordiamo nel primo e nel secondo parziale. Intanto è buono l'attacco del giovane opposto Zambelli. Intanto c'è un cambio col numero 12 Zanolli Luca, centrale, classe 2004, va a rilevare Deganello. Diciamo i break che hanno segnato tutti i set, ricordiamo quello di Cordani nel primo e nel secondo, c'è stato anche Bigarelli che ha prodotto un'ottima sequenza di battute, e Manna che ha chiuso il secondo set con un ace. E prima appunto abbiamo visto un ottimo servizio anche di Peslak. Bene Squarzoni, obbliga a una ricezione slash e ne approfitta subito Zanini per il 22-11. Ancora la battuta che mette in crisi il gioco di Rovereto, gioco che non si riesce a esprimere proprio per l'incisività del servizio della squadra mantovana. Squarzoni, ricezione, appena la ricezione lo permette, anche il gioco della squadra trentino prova a far macinare punti. 12-22, buono l'intuizione per un primo tempo. Tanto cambio di pallone per tenere la sanificazione degli stessi. Cortissima la palla, non passa però la rete. E allora sul 23-12 è Zanini con la sua salto flot. Cerca di mettere in difficoltà il Policura Lagaris Rovereto. Buona ricezione, buono il primo, la palla spostata dietro. Errore
chiude troppo la diagonale per i polli, niente da fare, 24-12 e match ball. Vediamo se sarà Zanini chiudere, no, è buonissima ricezione, poi un primo tempo praticamente senza muro di Calcinardi. E allora fa il suo ingresso in campo per questo ultimo punto anche Braito. Autari, schiacciatore classe 2004 col numero 4. Vediamo se terrà per una battuta salto flot, ci sembra dai movimenti di sì. Bene Cordani al palleggio in ricezione, poi Cordani che chiude di potenza, 25-13 anche questo terzo set, come il secondo. Ci sentiamo fra pochi minuti per un'intervista e per commentare i dati complessivi di questa partita. A tra poco. Fatto male? Prova Farmamed, una linea di cerotti per tutte le esigenze, sigillati sopra e sotto. Lo apri in un attimo, lo metti, protegge e non lascia segni. Fatto male? Fatti bene. Farmamed. Live Like You. Nuova Skoda Octavia, ibrida o a metano, tua da 179 euro al mese. Skoda, Simply Clever. Fini? Normali? Folti? Ellison Airfit, la collezione di accessori che cambia con le esigenze dei tuoi capelli. Per fissare, per creare, per avere cura, per te. E tu che capelli Airfit? Ellison ci tiene. Supino, dal 1976 abbiamo un solo obiettivo: arredare i tuoi spazi di lavoro con grande professionalità e in tempi ridotti. Per il tuo ufficio, negozio, magazzino, Supino, supino.it. Quando si parla di gas metano, meglio affidarsi a mani esperte, Mazzola e Bignardi. Un servizio puntuale con fatturazione sul reale consumo e assistenza specializzata dall'inizio alla fine della pratica. Chiamateci al numero verde 800 63 04 66. Mazzola e Bignardi, il gas del tuo territorio. Raccorderie Metalliche è leader nella produzione di sistemi a pressare per il settore idrotermo-sanitario civile, industriale e navale con oltre 50 anni di esperienza. I sistemi a pressare di Raccorderie Metalliche sono composti da raccordi, tubazioni ed attrezzature. Vieni a scoprire di più sul nostro sito raccorderiemetaliche.com. Eccoci alla fine di questo incontro. Alla fine di questo incontro dicevo un impegno facile per il momento, sembrerebbe quello del Gabbiano Mantova. Un commento anche da Andrea Dodi, patron del Gabbiano. Beh, è stata una partita, diciamo, sì, abbastanza facile. Comunque siamo riusciti a cambiare un po' tutti i giocatori, farli giocare, quindi provare anche qualche schema. Sicuramente siamo stati superiori in battuta. È la seconda di campionato, secondo 3-0, quindi siamo assolutamente contenti di questa prestazione.
Restiamo in attesa di qualche partita più provante. Logicamente, come diceva giustamente Andrea, sono stati 11 i punti che sono arrivati dal servizio per la squadra mantovana contro uno solo per la squadra della Policura Lagaris Rovereto, e 4 i muri per la squadra mantovana, uno solo per quello sempre di Trento. Ricordiamo i parziali nel salutare i nostri ascoltatori: 25-16, 25-13, 25-13. Dal Palasport di Cerese è tutto, grazie e alla prossima partita casalinga. Grazie a tutti. Va bene, cominciamo a tirare su un po' di scroppe.